Bellunesi nel mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ma tornò, sto Veneto ne farà un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo On Air. Ed ecco le notizie di questa settimana. A Belluno una delegazione di amministratori e imprenditori dal Brasile. Si conclude la fase organizzativa dell'evento sul 150° dell'Unità d'Italia. Spettacolo di una compagnia veneto-brasiliana. E la BM presente a Belluno la notte brava. E dalla Biblioteca delle Migrazioni Dino Buzzatti, Zoldani in Brasile. Buon ascolto! Un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti alla ormai nona puntata di Bellunesi nel mondo On Air. Cominciamo subito con la prima notizia. A Belluno una delegazione di amministratori e imprenditori dal Brasile. Come annunciato lunedì, un gruppo di amministratori e imprenditori della città di Circiuma, dello stato di Santa Caterina in Brasile, accompagnato dal consigliere della BM Ivano Pocchiesa, ha fatto visita alla provincia di Belluno. Ne facevano parte anche autorevoli personalità, tutte di origine veneta, tra le quali il sindaco Cesio Salvaro, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Manuel, il direttore del prestigioso Istituto Tecnico Superiore SACT, ritenuto tra le prime 5 scuole tecniche del Brasile, Iriade Piovesan. C'era anche poi il presidente dell'Associazione Industriali, con oltre 1000 aziende associate, Olvasir Fontana, originario di Longarone, il presidente della Camera di Commercio con 1600 associati, Zalmir Casagrande, e il consultore della Regione Veneto per lo Stato di Santa Caterina, Itamar Benedette. Ricevuti dall'assessore Gianni Bertoldin nel municipio di Feltre e dal sindaco Giovanni Piccoli a Sedico e dall'assessore Ivano Fauro, dal presidente dell'ente del Parco Dolomiti Bellunesi Benedetto Fiori e dal presidente della BM Gioacchino Bratti nella sede dell'amministrazione provinciale, gli ospiti in ogni incontro hanno espresso il grande desiderio dell'economia di Circiuma e del suo territorio di intensificare i rapporti commerciali e imprenditoriali con il Veneto, terra di origine della maggioranza della popolazione locale. A questo desiderio gli amministratori bellunesi, in particolare il sindaco Piccoli e l'assessore provinciale Fauro, hanno risposto positivamente, formulando anche al riguardo alcune proposte operative. Nel pomeriggio gli ospiti hanno poi visitato Longarone e le memorie del Vajont. E ricordiamo che Circiuma, circa 200.000 abitanti, è stata fondata nel 1880 da famiglie provenienti soprattutto dalle province di Treviso e Belluno ed è uno dei più ricchi centri industriali e finanziari del sud del Brasile. Si conclude la fase organizzativa dell'evento sul 150° dell'Unità d'Italia. Si è svolta lo scorso 9 maggio l'ultima riunione dell'ABM del comitato promotore e organizzatore della manifestazione con cui l'Associazione Bellunesi nel Mondo e i circoli abruzzese, molisiano, sardo e siciliano, nonché i toscani di Belluno, intendono insieme celebrare il 150° dell'Unità d'Italia. L'incontro, che è stato coordinato da Dino Bridda, presidente del comitato bellunese per il 150°, ne ha definito gli ultimi aspetti organizzativi. Come abbiamo già ricordato, l'iniziativa denominata 4x1, già nell'unitarietà dei suoi promotori, simboleggia la nostra comune identità nazionale. La manifestazione, che avrà inizio alle ore 17 del prossimo 28 maggio presso il centro Giovanni XXIII di Belluno e della quale è stato già diffuso il programma dettagliato, consiste nella presentazione di alcuni aspetti storici e culturali delle diverse regioni, intervallati da brani musicali e letterari. Partecipate numerosi allora. Un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Spettacolo di una compagnia veneto-brasiliana. Si terrà giovedì 19 maggio alle ore 20 presso il Museo Etnografico di Serravalle lo spettacolo della compagnia brasiliana di origine veneta Avanti Indrio di Carlos Barbosa de Rio Grande do Sul. Questa compagnia è composta da Irineu Flac, Assunta Carpaneda, Celso Pavao e Leonardo Pavan. Lo spettacolo, che è organizzato dalla provincia di Belluno in collaborazione con il gruppo folk di Chiesio Maggiore, ha presentato per la prima volta in Italia un recital che ci rimanda al filò di una volta, con canzoni di origine italiana e di Rio Grande do Sul,
che ci parlano di immigrazione e di attaccamento alla terra di origine. L'esibizione del gruppo sarà poi ripetuta il giorno successivo, venerdì 20 maggio, sempre alle ore 21, nel municipio di Auronzo di Cadore, durante il quale Cesar Augusto Prezzi, del Comitato delle Federazioni Venete del Rio Grande do Sul, presenterà il libro Mostra della Fisarmonica, i pionieri in Brasile. E la BM presente a Belluno la Notte Brava. E questo sabato 21 maggio, dalle 18 alle 2, Belluno sarà in rosa, con il passaggio nei giorni successivi del Giro d'Italia. Una serata che vedrà coinvolti locali, bar, pizzerie, esercizi commerciali e anche l'associazione naturalmente dei bellunesi nel mondo, che sarà presente con uno stand gestito dal gruppo giovani dell'ABM. Una curiosità dello stand sarà un pannello in cui saranno rappresentate 2 storiche biciclette utilizzate dagli immigranti bellunesi. Il pubblico presente potrà per un attimo diventare protagonista di queste biciclette. In che modo? Per scoprirlo non resta che essere presenti a Belluno città il 21 maggio dalle 18 alle 2. Il divertimento è assicurato per Belluno la Notte Brava. Bellunesi nel mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo, produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo On Air. E dalla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzatti, Zoldani in Brasile. Ed eccoci al nostro ultimo momento, dedicato naturalmente alla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzatti. Questa settimana per voi siamo andati a spulciare tra le pagine di Zoldani in Brasile, scritto da Ernemísio Lazzaris, vescovo di Balsas in Maranhão, Brasile. Sull'esempio di altre pubblicazioni analoghe comparse in questi ultimi anni, questo libro è un riconoscente ricordo e omaggio ai suoi antenati, originari di Foldo di Zoldo, emigrati nel 1893 in Brasile. In appendice poi abbiamo alcune testimonianze di questa storia e delle attribuzioni di stima e di amicizia per l'autore. Questo è un lavoro che conferma l'amore e la devozione dei discendenti dei nostri migranti in Brasile per la loro storia e l'attaccamento viscerale ai luoghi da cui partirono i loro padri. Vi invitiamo quindi a visitare la nostra biblioteca e a consultare questo bellissimo libro. Il tempo a nostra disposizione purtroppo anche oggi volge al termine. Da parte mia, cioè di Costanza, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Per informazioni ecco il nostro indirizzo di posta elettronica, che ormai conoscerete quasi a memoria, info@bellunesinelmondo.it, oppure chiamateci allo 0437 94 1160. Vi ricordo poi che siamo anche su YouTube, nel canale www.youtube.it/Bellunesi nel Mondo. Vi auguro un buon proseguimento di settimana e una buona giornata. Arrivederci a tutti. Bellunesi nel mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Veneto ne paran paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo On Air.